Buongiorno amici telespettatori, ben ritrovati con la rassegna stampa di Calcio Napoli 24 TV. Buongiorno a tutti voi da parte di Riccardo Cadavano, con me Emanuele Bernardo, come sempre in cabina di regia. Ci avviciniamo pian pianino all'ennesima sfida verità del Napoli che domenica affronterà allo stadio di Armando Maradona la Fiorentina di Vincenzo Italiano in quella che sarà la prima di 7 finali per il sogno tricolore. Tre squadre a contendersi lo scettro, il Milan ha +1 sul Napoli e ha +3 in questo momento il Napoli dall'Inter, con l'Inter però con una partita in meno, quella da recuperare appunto contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Grazie a Emanuele Bernardo che ci fa vedere anche prontamente quella che è la classifica in questo momento del campionato di Serie A, quando mancano 7 giornate alla conclusione, 8 per l'appunto per l'Inter, ma tra poco non parleremo solo di questa che è la stretta attualità, ovviamente la notizia più importante, perché ci sono anche tanti aggiornamenti di calciomercato in questo momento per il Napoli, da Mattias Oliveira del Getafe, sempre più vicino, Kvaratskhelia che georgiano, lui classe 2001, sembra davvero essere il prossimo attaccante esterno del Napoli, ma ci sono aggiornamenti importantissimi sui nomi a sorpresa di una big di Serie A e tra poco vi sveleremo anche di chi si tratta, senza dimenticare poi il caso relativo agli insulti razzisti in Atalanta-Napoli e tutte le ultime a Castelvolturno, visto che oggi la squadra di Spalletti tornerà ad allenarsi in vista della Fiorentina. E allora, Emanuele, iniziamo subito la nostra rassegna stampa, collegandoci con il nostro touchscreen e visionando quelle che sono le prime pagine quotidiane sportivi, partendo dalla Gazzetta dello Sport. Come di consueto, il 20° piano, o meglio, il piano per il 20° scudetto dell'Inter, stella chiama stella, lo vedete qui, potrebbe esserci il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku la prossima estate. Inzaghi studia l'operazione sorpasso, Correa e Gosens sono le armi in più e il pressing di Lukaku continua. Ha telefonato per chiedere di tornare, quindi è già calciomercato anche in casa Inter. In taglio alto invece c'è la Formula 1, così come il golf, Leclerc oppure Sainz, super sfida in Ferrari per chi diventa leader. Questo è il weekend del Gran Premio di Melbourne. Ibra un'uscita da Dio, Zlatan pronto a dire basta, ma soltanto da vincente, ovviamente punta a vincere il tricolore, così come c'è il Napoli, poi lo vedete qui di spalla a destra, occasione Spalletti, gli eroi degli scudetti, ora Insigne e Osimhen sono i nostri favoriti, l'entusiasmo dei campioni d'Italia con i partenopei. Taglio basso poi ancora il Napoli, in questo caso la questione multiproprietà con il Bari, uno va ceduto entro 2 anni, insomma lo sappiamo quello che sta succedendo per quanto concerne la multiproprietà. Ieri ha parlato anche Luigi De Laurentiis, ha detto che i legali già sono al lavoro per cercare di trovare una soluzione, insomma la scadenza è il 2024, il Bari, buon per loro, sono saliti in Serie B e adesso ovviamente bisognerà capire quale sarà il futuro e da una parte del club pugliese e dall'altra ovviamente del Napoli. Le ultime poi anche in taglio basso per quanto riguarda la Juventus tra mercato e attualità. Passiamo invece sul Corriere dello Sport perché a proposito di mercato, e beh, insomma lo vedete qui il titolo in primo piano, il Napoli su Zaniolo, De Laurentiis pensa al gioiello della Roma per il dopo Insigne. Ecco la strategia, il contratto con la Roma scade nel 2024 e il rinnovo è in fase di stallo, senza dimenticarci ovviamente che ad oggi la Roma viene, diciamo, in pole position per quelle che sono i pensieri di Niccolò Zaniolo, ma occhio soprattutto alla Juventus che da tempo lavora sul talentino giallo-rosso che ha un debole, diciamo così, anche dal punto di vista calcistico e di fede proprio per i colori juventini. Il Napoli potrebbe essere un'idea, ma tra poco leggeremo qualcosina in più di quelli che sono i dettagli di questa vera e propria bomba di mercato lanciata dal Corriere dello Sport. In taglio alto invece parla Mircea Lucescu, il tecnico ha radunato la Dinamo Kiev in Romania, così allena la speranza degli ucraini. In taglio basso invece Salernitana Blitz PSG per Ederson, quindi anche le ultime in casa Granata, così come la corsa a scudetto e il calendario in questo momento ovviamente da spartiacque tra Inter, Milan e ovviamente il Napoli. Spostiamo invece su Tutto Sport, dove c'è Paul Pogba in primo piano, ovviamente, e come sempre accostato alla Juventus, offerta del PSG al francese in scadenza con lo United.
ma il polpo vorrebbe tornare a Torino e ha fatto sapere che preferisce attendere le mosse dei bianconeri. Intanto Platini denuncia Infantino. Questo il mercato della Juventus che dovrà dire addio ovviamente a Paolo Dybala. E a proposito di Dybala, lo leggiamo qui: Dybala con Lautaro, ecco il piano Inter, affiancare Martinez alla gioia e prendere Bremer lasciando partire De Vrij. Insomma, tantissimo calciomercato, anche il Torino, il Milan si vince all'ultima, le parole di Tacchinardi, l'intervista che tra poco potrete leggere anche su calcionapoli24.it. Ieri invece le partite di Champions, Liverpool e City, ok, stasera Chelsea Reale, Villarreal, Bayern Monaco per la Coppa dalle grandi orecchie. Noi invece ci trasferiamo sulla prima pagina del Mattino di Napoli, che parla degli azzurri in taglio alto: Milan, Napoli e Inter, dal calendario alla forma volata a scudetto ai raggi X. E ovviamente, insomma, iniziano in questo momento a susseguirsi quelle che sono le ipotesi, tabelle, statistiche per cercare di capire come affronteranno queste tre squadre la volata che deciderà il prossimo scudetto. Noi ne parliamo tra poco però di questo, soprattutto in casa Napoli, quelle che sono le ultime da Castelvolturno, con la squadra che oggi torna ad allenarsi dopo un giorno di pausa concesso da Luciano Spalletti. Leggiamo di mercato però, l'abbiamo visto poco fa, insomma il nome di Zaniolo ha costato al Napoli questa pazza idea riportata dal Corriere dello Sport. Il Napoli vuole Zaniolo, la strategia di De Laurentiis per portarlo in azzurro. E leggiamole allora quelli che sono gli aggiornamenti che ci arrivano proprio dal Corriere dello Sport. Certe cose vanno raccontate senza fronzoli, anche perché la notizia è grande e grossa di per sé: il Napoli vuole Nicolò Zaniolo. Questo è il titolo del Corriere dello Sport. Soprattutto fa sul serio, non soltanto si è iscritto a un carnet di illustri corteggiatori che annovera anche la Juventus, ma a quanto pare il pretendente con le intenzioni più concrete addirittura per il Corriere dello Sport. Del resto, una naturale conseguenza del tempo che passa e rinnova senza, sarebbe proprio questa: per un talento che va via, ovviamente Insigne, accasatosi al Toronto, ce n'è uno che arriva e dovrebbe essere per il Corriere Nicolò Zaniolo, anzi potrebbe essere Nicolò Zaniolo. De Laurentiis, nel bel mezzo della lotta a scudetto, prepara insomma il grande ritorno in Champions. E Zaniolo, diciamo la verità, sarebbe un nome perfetto per il nuovo corso senza Insigne, anche se, diciamo così, ad oggi è un nome molto molto complicato quello di Nicolò Zaniolo. Fatto sta che il Napoli si sta comunque orientando su altri profili. Certo, Kvaratskhelia non esclude per esempio lo stesso Zaniolo, ma ad oggi possiamo dirvi che il georgiano è molto molto più vicino a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Anzi, potrebbe essere attesa a breve la fumata bianca, seppur a noi risulta che la trattativa non è ancora conclusa al 100%, ma uno non esclude l'altro, al netto che poi potrebbero esserci altre uscite, perché abbiamo parlato di Insigne, ma occhio alla situazione relativa a Mertens, a quella ovviamente Lozano, c'è anche Adamunas, quindi potrebbero essere più innesti nel reparto offensivo del Napoli la prossima stagione. Il Napoli ci sta riflettendo e una delle ipotesi riportate al Corriere dello Sport appunto potrebbe essere questa pazza idea di Nicolò Zaniolo. E a proposito di questo concludiamo il discorso Zaniolo andando a leggere anche quello che è il prezzo che viene fissato alla Roma, visto che il giocatore è in scadenza del 2024. Ad oggi di rinnovo non si parla, ma la Roma quanto vuole per cedere Nicolò Zaniolo? De Laurentiis vuole anticipare la Juventus, il prezzo è questo. E insomma sappiamo che il Napoli sta vivendo un momento dove lo spending review la fa da padrone, che il monte ingaggi viene tagliato. E la valutazione però qual è che fa la Roma? 50 milioni di euro, insomma non bruscolini come dicono da quelle parti. Nicolò ha un contratto da 2 milioni più bonus fino al 30 giugno 2024, ma di rinnovo per il momento non si è mai parlato. Ecco, dal punto di vista dell'ingaggio potrebbe rientrare nei parametri del Napoli. Dal punto di vista del cartellino, insomma 50 milioni di euro in questo momento sembra una cifra francamente molto molto complicata per gli azzurri da poter sborsare. E poi bisognerebbe anche vedere se la Roma cede un giocatore del genere ad una diretta concorrente. Insomma, il Corriere ha lanciato la bomba di mercato, il Napoli segue Niccolò Zaniolo. Da qui, insomma, ai prossimi mesi, alle prossime settimane proveremo a capirne qualcosina in più, anche perché di mercato ci sarà tempo e modo di cui parlarne. Adesso c'è
il campionato, c'è la corsa a scudetto, ci sono anche affari in questo momento che sono decisamente più vicini rispetto a quello di Niccolò Zaniolo. Uno su tutto, abbiamo parlato di Kvaratskhelia, il classe 2001 georgiano che è davvero ad un passo dal Napoli, così come molto molto vicino agli azzurri è Mattias Oliveira del Getafe che andrebbe a colmare una lacuna lì a sinistra visto anche l'addio di Fosi Gulam e poi ci sono le valutazioni da fare per il futuro di Mario Rui. Tant'è, Mattias Oliveira Napoli, chiusura ad un passo, svelate cifre e durata del contratto. Ne parla Nicolò Schira, esperto di mercato. Eccolo qui, andiamo a leggere proprio quelle che sono anche le cifre dell'operazione che dovrebbe portare Mattias Oliveira al Napoli, sempre più vicino l'uruguaiano a vestire la maglia partenopea. 13 milioni, 11 più 2 di bonus pagabili in tre rate, quindi anche in questo caso il Napoli ha avuto la meglio con un pagamento dilazionato in tre comode rate, come si dice, diciamo nelle vecchie telepromozioni. L'accordo è alla fase finale, personali tra l'altro accordi per il contratto fino al 2027, quindi contratto quinquennale a 1,4 milioni all'anno con il suo agente Pablo Boselli. Insomma, cifre, vedete, che rientrano in quella che è la nuova politica di Aurelio De Laurentiis. Ingaggio quinquennale da 1,4 milioni per Mattias Oliveira e il costo del cartellino intorno ai 13 milioni rateizzabile in tre rate con il Getafe. Insomma, è questa la tipologia di operazione che il Napoli di De Laurentiis sta cercando di portare avanti, così come per Olivera, anche per Kvaratskhelia, abbiamo visto in questo momento il Napoli andare a comprarlo per una cifra che oscilla tra gli 8 e gli 11 milioni, quindi il Napoli praticamente con una ventina di milioni si è portato a casa due profili giovani, promettenti e già nell'occhio insomma di diverse nel mirino di diversi club europei, quindi Napoli che cerca di anticipare la concorrenza per tenere quindi a ribasso quelli che sono i costi di gestione in sede di calciomercato. Mettiamo adesso però un punto al calciomercato e parliamo dell'attualità, di quello che aspetta il Napoli nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, a cominciare dalla partita di domenica al Maradona contro la Fiorentina. Napoli che riavrà a disposizione Victor Osimhen, la cui assenza fortunatamente non si è sentita in quel di Bergamo contro l'Atalanta, ma sappiamo il valore del giocatore e quello che può dare alla squadra di Spalletti, tant'è che Spalletti ritrova il nigeriano da gennaio, pensate un po', numeri davvero straordinari per lui, questo è il dato, lui che sta trovando finalmente un po' di continuità dopo i problemi, gli infortuni, gli acciacchi, il Covid, la spalla, lo zigomo, di tutto di più in questi 2 anni partenopei. Adesso che sta giocando con costanza, insomma, la sua crescita continua. Come riportato da Tutto Sport, infatti, nel 2021, da agosto a gennaio, in 11 partite giocate, per un totale di 851 minuti, il nigeriano ha segnato 5 gol, praticamente quasi un gol a partita, un gol ogni 170 minuti giocati. Dal gennaio ad oggi, invece, nelle 6 partite giocate, per un totale di 601 minuti, ha segnato 6 gol, con un gol ogni 100,2 minuti. Questo sì, praticamente un gol a partita per Victor Osimhen. Quindi effettivamente possiamo vedere che sono dei numeri davvero molto molto importanti per il nigeriano, autentico trascinatore di quello che è il reparto offensivo degli azzurri, seppur, come dicevamo prima, a Bergamo non si è sentita la sua mancanza. Ma come sta Victor Osimhen dopo tutte quelle che sono state le polemiche per il permesso, il ritorno alla Nigeria, le voci di mercato? Insomma, ieri ha smentito tutto il suo agente Roberto Calenda dicendo lui vuole vincere a Napoli, sta benissimo a Napoli, le voci di mercato sono normali, ma lui assolutamente non ci pensa, il caso permesso non esiste, non c'è mai stato nessun problema. Come sta vivendo però Victor Osimhen questi giorni? Lui è carico, carico a 1000 come riportato dalla Repubblica, mossa a sorpresa di Spalletti con la Fiorentina, perché ieri il Napoli, è vero, ha beneficiato di un giorno di riposo, ma Victor era a Castelvolturno al training center per svolgere una seduta solitaria, per riprendere un pochino di forma fisica dopo lo stop con la nazionale. E allora, eccoci qui. Osimhen si è presentato lo stesso di buon mattino in campo nonostante la giornata di vacanza. Il numero 9, scrivono su Repubblica, sa che in attacco la concorrenza è ovviamente fortissima e per questo ha ricominciato a darci subito dentro. Il giocatore africano ha avuto la possibilità di ricaricare le pile prima delle 7 finali della Verità. Con la Fiorentina, attenzione perché questo è un aggiornamento importante che ci viene fornito da Repubblica, possibile tandem insieme a Mertens, quindi entrambi dal primo minuto, con Mertens carico a 1000
dopo, o meglio con Osimhen, carico a 1000 dopo l'allenamento solitario a Castelvolturno. Quindi si inizia un po' a parlare di formazione per Napoli-Fiorentina e Repubblica non esclude la possibilità che Spalletti decida di far coesistere, coabitare come nella ripresa contro Udinese dal primo minuto Mertens ed Osimhen per avere ancora di più peso offensivo e mettere in difficoltà la retroguardia della Fiorentina in italiano. Ovviamente nelle prossime ore andremo ad analizzare ancora di più con dovizia di particolari quelle che sono le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina. Veniamo al caso invece razzismo. Ieri si è pronunciato il giudice sportivo sulle frasi razziste rivolte a Kalidou Koulibaly, 8.000 euro di ammenda all'Atalanta, ma anche la richiesta di un supplemento di indagini. Che cosa vuol dire questo supplemento di indagini e perché è stato, diciamo così, deciso dal giudice sportivo Mastandrea? Lo leggiamo qui perché, vedete, non solo Kalidou Koulibaly, ma l'ispettore federale ha sentito degli improperi razzisti anche nei confronti di Frank Anghissà. E allora, ecco cosa scrive il Mattino. L'ispettore federale, che era posizionato nei pressi del tunnel di accesso al terreno di gioco, ha sentito insulti razzisti che erano sfuggiti, quindi non solo quelli verso Koulibaly, ma anche quelli nei confronti di Frank Anghissà. Nessuno ha voltato le spalle questa volta, non solo Koulibaly, dunque è stato vittima a Bergamo di insulti razzisti, anche se è sacrosanto sottolineare che in questo caso ci si trova davanti a individui che possono essere identificati attraverso le telecamere del GOS, perché è giusto non punire tutti i settori, assolutamente, mai come domenica pomeriggio tutto era filato per il verso giusto, ma solo i responsabili diretti. Quindi molto semplicemente il giudice sportivo ha chiesto un supplemento di indagini perché è arrivata questa notizia dall'ispettore federale di insulti reiterati anche nei confronti di Frank Anghissà. Quindi sia il giudice sportivo che quella che ovviamente è la giustizia ordinaria sono al lavoro con l'Atalanta a stretto contatto con le forze dell'ordine per assumere quelle che sono le registrazioni video ed individuare quindi i singoli responsabili di questi atti, come sempre beceri nei confronti dei calciatori del Napoli, ma non solo, in generale, per tutte le persone di colore o con un orientamento sessuale diverso, una fede religiosa diversa, insomma, siamo sempre a dire le stesse identiche cose di quanto mentalmente e socialmente sia arretrato in parte va sottolineato il nostro paese ed è giusto che gli organi competenti vadano a beccare quelli che sono i singoli responsabili, perché non è neanche giusto che chi, per esempio, in un determinato settore si vede la partita in maniera tranquilla, nel rispetto di tutti, poi debba essere penalizzato da 3-4 imbecilli. Non è assolutamente così. Esistono le potenzialità e i mezzi tecnologici per andare a prendere le singole persone, che sia fatto e siamo sicuri che in questo caso le forze dell'ordine e anche la stessa Atalanta collaboreranno per prendere questi responsabili e dargli un bel calcio nel sedere e calciarli direttamente fuori dagli stadi. Detto questo, concludiamo la nostra rassegna stampa parlando di multiproprietà, un termine che ormai tutti voi avete imparato a conoscere in relazione al Napoli e al Bari fino al 2024, insomma sarà consentito e quindi dopo il 2024 De Laurentiis dovrà decidere cosa fare con Napoli e Bari, potrebbe addirittura essere anticipata questa data qualora il Bari l'anno prossimo dovesse essere protagonista del doppio salto dalla B alla A. Gazzetta dello Sport c'è la data però del ricorso del Napoli contro questa, o meglio del presidente De Laurentiis contro questa decisione di vietare la multiproprietà, spunta anche un piano B. Vediamo di che cosa si tratta. Qui in foto vediamo proprio Luigi ed Aurelio De Laurentiis. Come è noto, insomma, a partire dal 30 giugno non verrà più contemplata nelle norme della Federcalcio la questione multiproprietà. E allora leggiamo sulla Gazzetta dello Sport. De Laurentiis ha organizzato una prima controffensiva sul piano giuridico, in quanto il 27 aprile il Tribunale federale discuterà il ricorso preparato dall'avvocato Grassani e firmato da Aurelio Luigi De Laurentiis, quindi in proprio Napoli-Bari e ovviamente Filmauro. Insomma, il tema è quello di poter gestire una trattativa per la cessione di un club, operazione impegnativa come si è rivisto con Lotito e la Salernitana. Per questo l'eventuale piano B sarebbe quello di avere più tempo, magari fino al 2026, quindi far slittare la scadenza. Questa potrebbe essere l'ipotesi e la richiesta dello stesso De Laurentiis. Di fatto, però, in questo caso non è solo un problema di norma, anche perché ci sarebbe la Federcalcio a dover decidere, e in questo caso Gabriele Gravina, che sappiamo non essere proprio in rapporti idilliaci con De Laurentiis. Gravina, che ha dalla sua una grande maggioranza in Consiglio federale, è convinto che che la norma sia un punto di equilibrio per ripristinare una situazione di normalità. Insomma,
A conti fatti, De Laurentiis ci sta provando a far cambiare questa norma, a guadagnare tempo o magari anche a tenersi sia il Napoli che il Bari. Vedete però come in questo momento sia davvero molto complicato che questo piano di De Laurentiis possa effettivamente andare in porto. Vedremo quello che succederà da qui fino al 2024, c'è tempo e modo affinché insomma possano esserci anche dei colpi di scena e delle novità. Noi invece siamo arrivati in conclusione della nostra rassegna stampa, in primis un grazie gigantesco come sempre al nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia. Io vi invito però a restare sintonizzati su calcionapoli24.it perché sono tantissimi gli aggiornamenti che potrete leggere. Vedete il calciomercato, le ultime su Osimhen, ovviamente la bomba di mercato relativa a Zaniolo, tutte le analisi del calendario di Milan, Napoli, Inter in questa volata a scudetto, insomma di tutto di più come sempre lo trovate su calcionapoli24.it. E di questo e tant'altro poi torneremo a discuterne più tardi nel corso di Calcio Napoli 24 live dalle 12 alle 14. Tanti ospiti insieme a Vincenzo Credendino e Ciro Novellino. Quest'oggi la possibilità per voi di interagire in diretta con la nostra trasmissione grazie alle chat di messaggistica istantanea di Twitch e di YouTube. La rassegna stampa termina qui, l'appuntamento ovviamente a domani come sempre alle 9.30. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano che vi augura buona giornata e buona continuazione sui canali di Calcio Napoli 24.